La terra dei 5 miracoli naturali. Questo il nome dato al protocollo d'intesa firmato venerdì dai sindaci di 8 comuni aderenti all'iniziativa. Nella splendida cornice di uno dei palazzi più antichi di Sora, Palazzo Branca, nel centro storico della città volsca, si è svolto l'incontro tra i rappresentanti dei comuni di Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Fontechiari, Isola del Liri, Pesco Solido, Posta Fibreno e Sora, comune capofila, e l'associazione Città del Sole, promotrice del progetto. Allora, il nostro progetto Terra dei 5 Miracoli mira sostanzialmente alla creazione di un brand che dovrebbe in qualche modo richiamare qui da noi quel turismo stanziale. Oggi noi sostanzialmente contiamo su un turismo mordi e fuggi, cioè il turista viene, visita il lago, la cascata e va via. Noi puntiamo a proporre al turista tante cose in modo da poter fare in modo che resti almeno per una notte qui. Perché questo è ciò che dal punto di vista economico può in qualche modo far risollevare le sorti del territorio. Teniamo presente che noi qui abbiamo 5 miracoli della natura lungo le acque del Fibreno, quindi questo brand sostanzialmente verte a valorizzare quelle che sono le nostre acque. Queste acque sono a nostro parere una unicità mondiale. Se parliamo del lago, del fiume, Fibreno che è un fiume sorgivo, le cascate, l'isola, la confluenza Liri-Fibreno, abbiamo delle cose poi attorno a cui è cresciuta tanta storia. Mi riferisco alla storia dei Pelasici, mi riferisco alla storia di Cicerone, questo è il luogo di nascita di Cicerone, non dimentichiamolo, mi riferisco alla storia degli industriali francesi e tutta l'industrializzazione successiva legata alla carta e alla lana. E soprattutto, ecco, c'è da dire una cosa, questo brand mira a passare da quello che è l'improvvisazione, da quello che è lo spontaneismo di tanti eventi, alla pianificazione, in modo da offrire al turista dei punti di riferimento seri attraverso un punto informativo che comunque dovrà essere istituito. 8 amministrazioni con una sensibilità così profonda e con un'attenzione a questi problemi, secondo me, io ho 70 anni, non l'ho mai vista, quindi abbiamo colto questo momento per riunire attorno a questo progetto che abbiamo chiamato Terra dei 5 Miracoli i sindaci degli 8 comuni che insistono su queste acque. L'intento del protocollo è far diventare il territorio meta di scelta turistica da parte del mercato, mettendo a sistema le capacità e le eccellenze dei comuni che più caratterizzano questo territorio. Riuscire a fare sistema con diversi comuni, con un progetto di marketing territoriale che mette insieme la tradizione ma anche la capacità di innovazione, io ritengo sia un treno e un'opportunità assolutamente da non perdere. Il dottor Fabi, Giuliano Fabi e la sua associazione è riuscito a mettere insieme quelle che sono poi le amministrazioni che caratterizzano questa peculiarità del nostro paesaggio, che ha la possibilità poi di essere fruito in un progetto più ampio che può finalmente dare dei risvolti e una ricaduta economica al nostro paese. Si parla sempre di turismo, si parla di eccellenze, si parla di necessità di metterle insieme, di connettere dei sistemi economici e dei sistemi del paesaggio. Questa mi sembra finalmente una grande iniziativa e noi abbiamo sottoscritto con assoluto entusiasmo questo protocollo d'intesa e siamo convinti che sarà prodromico a iniziative nel futuro che vedranno anche la possibilità di accedere a fondi europei e a finanziamenti che la stessa Regione Lazio sono sicuro accoglierà con favore.